direi che sono parecchio sicuro. La voce non va immascherata. Se uno manda la voce in maschera, la spinge in maschera, squash in the mask, la gola si chiude. Mi disse: tu devi studiare le opere leggere. Mi si stringeva la laringe, perché sì, avevo acquistato il do naturale facilmente, però a scapito di tutto il centro. Perché il grande Gigli mi diceva: caro Mario, ricordati che la voce è come una coperta, se la tiri troppo su ti scopri i piedi. La voce deve andare solamente in maschera attraverso il fiato. La voce è come una palla di rom. Più la butti in basso con forza, più sale verso l'alto. Più propenso nel cantar forte che nel cantar piano, perché il piano è il cancro della voce. Esagerando il piano, chi non è nato per il piano se la mangia la voce.